La disavventura di una bambina rimasta incastrata per alcuni istanti con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano, fortunatamente senza gravi conseguenze, è solo uno dei tanti recenti esempi di gravi incidenti nelle piscine delle ultime settimane. Ora però arrivano nuove misure per aumentare la sicurezza in queste strutture. La Camera ha infatti approvato una nuova norma che introduce obblighi più stringenti per gli impianti. Con 244 voti favorevoli e un sostegno bipartisan, l'Aula ha dato il via libera a un emendamento al decreto sport che impone standard più severi per gli impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno infatti essere adeguati per eliminare il rischio dell'effetto ventosa. Gli impianti non in regola saranno chiusi fino alla nuova messa a norma. Per quello che riguarda le strutture pubbliche, diciamo, siamo in un mondo un po' già avanti da questo punto di vista, perché le strutture pubbliche sono già di suo senza questo tipo di problematica. Tutto quello che riguarderà il decreto riguarderà probabilmente tutte quelle mondo piscine del privato, degli hotel, dei camping, dove questo tipo di impiantistica probabilmente era ancora fuori da questo tipo di normativa. L'obiettivo è quello di impedire il pericoloso effetto ventosa. Negli impianti a norma il ricircolo dell'acqua avviene attraverso sistemi progettati per distribuire il ricircolo in sicurezza. In termine tecnico si chiama deck level, che è quella cosa che si vede, lo sfioro dell'acqua, l'acqua scivola sul bordo delle mattonelle che praticamente si vedono a bordo vasca, cade in una cannelletta, la cannelletta scende dentro un'altra piscina che è sottoterra, che si chiama vasca di compensa, in termini ogni piscina ha una vasca di compensa, la vasca raccoglie l'acqua per caduta, quindi non c'è aspirazione ma è solo per caduta, e dopo viene presa da delle pompe, ma da quella vasca che è sottoterra, appunto non è accessibile al pubblico, viene trattata, rimessa in vasca, scaldata, quindi le bocchette che si vedono normalmente nelle piscine pubbliche sono solo di immissione, quindi arriva l'acqua, non aspirano.